Le polo ovviamente quelle chiare. Come l'amore per la squadra, siamo i figli dell'Emiro, io credo in piedi San Siro, ci piace suonare così, Don Carlo Misilmeri. Una partita da non sbagliare da nessuna delle due parti, perché c'è chi vuole dare continuità e c'è chi invece i primi punti deve ancora farli. Amici di Sportisili, ben trovati dallo stadio Giovanni Aloisio di Misilmeri. Questa è Don Carlo Misilmeri Casteldaccia, quinta giornata del campionato di eccellenza Girone A. Come accennato in precedenza, da una parte c'è una squadra che va a caccia di quella che sarebbe la quarta vittoria consecutiva tra campionato e Coppa Italia, dall'altra una squadra che in questa stagione deve ancora vincere, o meglio, deve ancora trovare i primi punti in questo campionato, visto che uno sul campo lo aveva fatto, salvo poi perderlo a tavolino contro il Gela. Andiamo allora con la lettura delle formazioni, partendo dalla squadra di casa, dalla Don Carlo Misilmeri, che conferma sul piano tattico il 3-5-2, che è marchio di fabbrica di Tommaso Napoli. In porta c'è Di Salvo, in difesa il terzetto che ha giocato proprio contro il Gela, ovvero sia quello composto dai braccetti che sono Capozzucchi e Muzzo, con Alberto Costantino in posizione centrale. In mezzo al campo Lavardera e potenzialmente Pellegrino saranno gli esterni a tutta fascia, le mezziali Cerniglia e Mendola, il playmaker Peppe Romano, che si è finalmente sbloccato anche
tra i grandi con la doppietta segnata all'Ascari in Coppa Italia. E infine l'attacco composto da Ricciulli e Tripoli. Dopo il fischio d'inizio l'11 scelto da mister Pietro Tarantino per il suo Casteldaccia, con ancora qualcosina da sistemare sulle due panchine, in particolare quella del Casteldaccia. Tanto inizio col dire che la Don Carlo gioca con la tenuta da casa, ovvero sia maglia a strisce verticali bianche e rosse. Rossi sono anche i calzettoni e i calzoncini, dall'altra parte maglia gialla con font neri, calzoncini neri e calzettoni gialli. Per il Casteldaccia c'è ancora da sistemare qualcosa. Allora, lettura della formazione del Casteldaccia, con in porta Marra, in difesa da destra a sinistra Camiolo col 2, Prestigiacomo col 5, Spampinato col 6, Abate con l'11, centrocampo da destra a sinistra sempre, mentre arriva il fischio iniziale dell'arbitro, sta per arrivare, arriva adesso e inizia Don Carlo Misilmeri. Casteldaccia, mettetevi comodi. A destra, dicevo, nel centrocampo a 4 scelto da Tarantino c'è Arcoleo con la maglia numero 7, a sinistra Graziano con la maglia numero 10, i centrali Pucci col numero 8 e Gambino col numero 4, in attacco Sferruzza con una insolita maglia numero 3 e Mocciaro con la maglia numero 9. Scelta peculiare, se possiamo dire, quella di Giovanni Sferruzza, di giocare col numero 3. Ne abbiamo visti di giocatori anche tra i professionisti di scegliere maglie non convenzionali, per così dire, come numero. Qui intanto Tripoli prova a scattare in posizione regolare, la palla è rimasta in campo. Tripoli, uno sguardo al centro, sul secondo palo Pellegrino, preso in controtempo forse da una deviazione, e palla che attraversa tutta l'area di rigore, ma subito prima avvisaglia per la difesa del Casteldaccia e Marra che può andare al rinvio. Stacca Costantino, che però viene preso in controtempo dalla palla. Allora Sferruzza, serve Graziano, ancora la palla per l'ex Lascari Cefalù, che prova a puntare, converge Sferruzza, conclusione ribattuta, allontana Mendola sui piedi di Abate, poi recupera palla Ricciulli insieme a Tripoli, la chiusura da parte di Capitan Prestigiacomo che subisce il fallo di Mendola. I due tra l'altro hanno giocato insieme proprio a Misilmeri nella stagione 2019-2020, quella poi interrotta dal Covid. Anzi, 2020-2021, mi autocorreggo. Abate a scavalcare per Ferruzza per la palla che in qualche modo arriva con l'inserimento, la chiusura di Costantino. C'è stata una deviazione, ma l'ultimo tocco è di un giocatore della Don Carlo. Allora palla in fallo laterale con Pucci, che aveva tentato quella sortita sul lato sinistro dell'attacco del Casteldaccia. Battuta di Spampinato verso l'area, stacca Costantino, questa volta con i tempi giusti. Poi il palleggio di Gambino all'indirizzo di Camiolo, che la fa scendere, forse per un attimo ha pensato anche al tiro, poi decide di allargarsi. Tocco per Arcoleo, cross deviato, di testa Pellegrino, poi Ricciulli, la tiene Ricciulli, Mendola ancora col tocco per l'ex Mazzara che cerca di accelerare e di entrare in partita. Avanza palla al piede Ricciulli, lo affianca Cerniglia, ma soprattutto la Vardera che riceve. La Vardera, il cross troppo sotto a Marra che la prende. E si riparte ancora con Vincenzo Prestigiacomo a portare sul pallone. Battuta lunga, stacca Sferruzza con la sponda a cercare Mocciaro, c'è Di Salvo pronto lì a raccoglierla. Terza consecutiva in campionato da titolare per il portiere classe 2006, che ha difeso i pali della Don Carlo nelle vittorie contro Gela e Marsala senza subire gol, tra l'altro subendo anche pochi tiri in porta, ma quelli che sono arrivati li ha controllati con una certa abilità. Muzzò cerca la verticalizzazione per Pellegrino, che è partito però in posizione di fuorigioco. Allora calcio di punizione per il Casteldaccia, ritorno alle origini per Riccardo Pellegrino, che torna a giocare a tutta fascia, lui che nelle ultime 2 stagioni ha giocato anche da centrale a 2 oltre che da braccetto a 3. Oggi la scelta è ricaduta su questa
posizione che può ricoprire, giocatore di gamba, giocatore ben dotato fisicamente. Sferruzzà ai 20 metri, palla allargata per Mosciaro, la chiusura e l'uscita palla al piede proprio di Riccardo Pellegrino, che prova a giocarla in verticale, non può arrivare Ricciulli, che qui forse ci ha creduto poco sulla possibilità di arrivare sulla sfera. Intanto l'arbitro fischia. Caduto all'arbitro forse il suo oggetto più prezioso oltre al fischietto, ovvero sia il taccuino. Copertura preventiva. E per non farsi mancare niente anche la penna recuperata dal direttore di gara di questa sfida. Ricordiamo, a dirigere l'incontro è il signor Pierluigi Florena della sezione di Messina, della sezione peloritana anche il primo assistente Giuseppe Calarese, secondo assistente Antonino Bellante di Barcellona Pozzo di Gotto. Marra porta sul pallone, sicuramente andrà lungo con i piedi, prova a dare un po' di fastidio Ricciulli, batte lungo il portiere, seconda stagione per lui a Casteldaccio, che forse è sbilanciato Costantino, si gioca per il vantaggio, può correre la Vardera, gli taglia la strada Giacomo Graziano che scambia con Abate, qui passaggio sbagliato da parte di Mirko Abate. Alla rimessa Capozzucchi, subito un ottimo impatto da parte del difensore sudamericano, testa di Ricciulli, anzi testa di Spampinato. Palla in fallo laterale, qualche piccola scaramuccia subito messa sotto controllo, soprattutto per la spallata sulla schiena di Tripoli da parte di Abate. Fallo laterale lungo da parte di Ivan Lavardera, match winner 2 settimane fa nell'ultima gara interna giocata dalla Don Carlo, quella contro il Gela, dopo 50 secondi. Di testa Costantino, che era uno dei tanti giocatori da Don Carlo in fuorigioco. Don Carlo in questo momento ha il saldo esattamente a metà, 2 vittorie, 2 sconfitte. Attende tra esattamente 10 giorni, ovvero il 23 ottobre, il nome dell'avversario ai quarti di finale di Coppa Italia. Sarà sicuramente una tra Athletic Club Palermo, San Vito Lo Capo e Unitas Sciacca, che sono le altre 3 del girone A che hanno superato gli ottavi. Don Carlo, che se si aggiunge proprio la gara di andata giocata contro il Lascari, ha raggranellato 4 risultati utili consecutivi, subendo un solo gol, tra l'altro quello di Peppe Fazio nell'andata degli ottavi. Da lì in poi praticamente 7 tempi di gioco con la porta inviolata. Qui intanto lancia a cercare la corsa di Ricciulli, allunga la falcata per Giacomo, la mette in fallo laterale per non saperne leggere né scrivere. Pellegrino alla battuta con le mani, mentre viene chiamato a salire anche Alberto Costantino per riempire l'area. Lo vedete sfilare attraversando il vostro schermo. La rimessa di Pellegrino verso l'area, la spazza Spampinato anche con un buon esito, poi la fa sfilare Muzzo dove c'è Capozzucchi, 2 sudamericani della difesa della Don Carlo, di salvo in qualche modo col piattone a servire Pellegrino. C'è anche un po' di vento a dar fastidio, qui c'è il tocco di Camiolo, palla in fallo laterale. Ricordo che potete seguire sul canale YouTube di Sportisili anche altre 2 partite, ovvero sia quelle tra San Giorgio Piana e Gela e tra Supergiovane Castelbuono e Oratorio Marineo, mentre qui esce la palla gestita da Mendola.
palla gestita per vie centrali da Gambino, poi Spampinato per Graziano, ancora il 4 e il 10 che provano a dialogare, subentra Sferruzza. Pucci, conclusione ribattuta, sulla rimbalzo arriva per primo Capozzucchi, poi Tripoli riesce a prolungarla, Ricciulli, tocco per Mendola, Ricciulli corre in posizione regolare, può andare Ricciulli costretto a defilarsi, salta nettamente, abbatte e va sul fondo, Ricciulli con il cross rasoterra, allontanato da Camiolo, attacco ancora vivo per la Don Carlo, scambio tutto misilmerese tra Lavardera e Cerniglia, poi la scivolata in calcio d'angolo di Prestigiacomo. Prima battuta dalla bandierina per la squadra allenata da Tommaso Napoli. Quando sta per scadere il 10° minuto di gioco, la bandierina va a Peppe Romano, senza dubbio l'uomo della settimana in casa Don Carlo. Primi gol per lui tra i grandi, la doppietta, tra l'altro 2 grandi gol all'Ilardo di Lascari. La battuta sul secondo palo, colpo di testa di Ricciulli, a vuoto Manra che viene graziato. E dunque sfiora subito il gol la Don Carlo, proprio allo scadere del 10° con Joao Ricciulli. Tanto durante la diretta, oltre a ricordarvi delle altre 2 partite trasmesse live, ovvero Super Giovane Castelbuono Oratorio Marineo e San Giorgio Pianagela, aggiorneremo anche tutti i risultati, ovviamente a voce, delle gare che si stanno giocando oggi per la 5ª giornata dell'Eccellenza Girone A, ricordando che ieri si è giocato l'anticipo in cui la Parmonval ha avuto la meglio sulla Parmonval che ha vinto per 2-1 contro il Lascari Cefalù, ottenendo altri 3 punti molto importanti per quello che è il suo cammino. Si sono già sbloccati i primi risultati con l'Athletic che è avanti 1-0, così come l'Unitas Sciacca che ha sbloccato la partita di Trapani contro l'Accademia col gol di Erbini. In gol anche la Super Giovane, ma chi sta guardando la partita sul nostro canale l'ha già visto. Il gol di Billetta al 14° minuto. Bravo Saul! Saul! Bravo, così, bravo! Tanto secondo tiro dalla bandierina per la Don Carlo Misilmeri, quello calciato 2 minuti fa circa ha portato alla palla gol per Ricciulli. Vedremo questo, sempre battuto dal sinistro di Peppe Romano. Questa volta cerca il primo palo, mette fuori Abate. Allora terzo corner, sempre dalla stessa Zolla per la squadra biancorossa, sempre col playmaker. Battuta più tesa, Marra questa volta se la ritrova in mano, anche se ha rischiato qualcosa le proteste dei giocatori della Don Carlo, perché reclamavano un retropassaggio perché la palla era sfuggita a Marra. Poi c'è stato un tocco con un piede che il direttore di gara deve aver considerato non volontario, comunque non indirizzato all'estremo difensore. Se la viene a prendere Saul Pucci, che scambia con Gambino, i 2 centrocampisti centrali della Casteldaccia. Cosentino mette via Spampinato direttamente in fallo laterale. Con le mani Ivan Lavardera. Colpo di testa di Spampinato, ancora in fallo laterale, un paio di metri più avanti. Sempre col numero 10 a battere.
Ricciulli, Lavardera, prende il centro, sbaglia, arriva Graziano, poi arriva anche Romano che la sradica dai piedi di Moccero, la palla poi girata da Cerniglia, profonda per Tripoli che però a terra in campo non ci riesce, ripartirà dal fondo Simone Marra. Non venire qui a difendere, venire già come se non mi palla da giocare. Spampinato gioca corto il Casteldaccia, il pressing ai danni di Pucci. Graziano porta a spasso il pallone, gioca in verticale, interviene Muzzo senza grossi problemi, poi scambia anche con Mendola, prova a scambiare anche con Lavardera, il fallo da parte di Gambino, punizione Don Carlo Misilmeri in mezzo al campo allo scadere del quarto d'ora. Capozzucchi, Lavardera, verticale per Tripoli, posizione regolare, Tripoli prova a far viaggiare Cerniglia, ma il passaggio è corto, Spampinato, Pucci viene a prendersi il pallone molto basso, poi avanza Abate, il servizio era avanti, Moccero preso in controtempo, allora Mendola recupera. Romano, servizio per Capozzucchi, giocata in verticale di Pellegrino a cercare Luigi Mendola, gli sbarra la strada Capitan Prestigiacomo. La rimessa con le mani per Camiolo, Cerniglia, palla in avanti, ancora Camiolo, controlla e tocca indietro per Marra, il rilancio teso verso la metà campo avversaria, colpo di testa di Costantino che poi la calcia in avanti con i piedi dove ci sono solo maglie gialle. Arcoleo, Camiolo, Gambino, scivola, perde palla, la recupera Ricciulli che poi col tacco serve Mendola, verticale per Tripoli, posizione regolare, Tripoli verso l'area, Tripoli chiuso da Spampinato, reclama un contatto il numero 22 della Don Carlo, nulla secondo il direttore di gara, poi di testa Capozzucchi in fallo laterale. Abate andrà con le mani, veterano di casa Casteldaccia, il numero 11. Tanto un po' di storie tese tra Graziano e Capozzucchi. Si spiegano. La palla giocata in avanti per Sferruzza, Capozzucchi su di lui, poi Lavardera raddoppia, rimessa Casteldaccia. Con le mani Mirko Abate lascia a Gambino, evidentemente dotato di una gittata lunga con le mani. Va Gambino verso l'area, colpo di testa di Romano, poi Sferruzza ci prova, palla che arriva a Graziano, respinta ancora Graziano, respinta due volte, ci riprova, la palla rimane lì di salvo, con Graziano che reclama insieme a tutta la sua panchina un calcio di rigore. Tanto a terra Sferruzza. Reclamato l'ingresso dello staff medico. Andate a schiacciare tutti dentro l'area, è una respinta che è tanto testa da loro. Oh! Ok, oh! Se lo vedo meglio io. Ok, perfetto. Basta così, mister. Fuori! Abbiamo finito, a posto così. Prendiamo il beccare con un po', non c'è problema. Però l'ha presa così la palla, guarda. Il braccio da lato.
Volete ragione quasi perché c'è la divisa, ma è giusto, attenzione, io ve la do la regola. Però così non si fa. Così non si fa. Figure netto da un meno sicuro. E poi presente, te la vedo presente, non manda a casa mia perché un mici Stefano! Non ci schiacciamo tutti dentro l'area, Basta. Si è rialzato Sferruzza, palla restituita alla Don Carlo Misilmeri che riparte con Di Salvo. Capozzucchi, Cossentino. Avanza Muzzo, verticale per la corsa di Pellegrino che la tiene in campo, c'è il cross deviato. Prestigiacomo la gioca su Camiolo, Gambino sta provando a crescere il Casteldaccia negli ultimi minuti. Don Carlo che ha avuto la palla gol al 10° con Ricciulli, poi è un po' calato, adesso prova a ripartire proprio con il numero 77 che la perde malamente. Allora occhio alla ripartenza del Casteldaccia con Sferruzza che prova ad accelerare, lo insegue Cernia, scarico allora per Graziano in 1 contro 1 con Capozzucchi, cross sul secondo palo, Mocciaro, Di Salvo nega il gol al Casteldaccia, grande intervento. Abate di testa e si sta facendo preferire in quest'ultimo mini frangente la squadra di Tarantino che sta provando a giocare. La Vardera chiude su Abate, Romano la gira bene per Cernia che adesso ha campo da prendere, si allarga il capitano che prova ad andare anche sul fondo. Cernia con il cross secondo palo lungo per tutti e palla che si perde in fallo laterale. La rimessa per Camiolo, uno degli under in campo oggi per il Casteldaccia. Sulla sua stessa corsia gioca Arcoleo che l'anno scorso è stato protagonista con la Juniores dell'Athletic Club Palermo. Prima esperienza in pianta stabile tra i grandi per lui. Qui sbaglia Sferruzza, tocca a Romano. Pellegrino appoggia ancora al suo playmaker che decide di allargare, lo fa bene sulla Vardera, anzi no, palla leggermente troppo alta. Siamo quasi a metà primo tempo, inizio promettente della Don Carlo, cresciuto però in maniera visibile il Casteldaccia in questi ultimi minuti, al di là dell'ultima palla gol, quella di Mocciaro. Capozzucchi, Cerniglia, la Vardera, serie di rimpalli, l'ultimo tocco è del 10 maglia biancorossa, rimessa Casteldaccia. E Abate che va con le mani lunga, Gambino di testa anche Capozzucchi. Qui palleggia Pietro Tarantino davanti alla sua area tecnica, cerca anche con questi gesti di trasmettere tranquillità a una squadra che comunque non sta giocando con troppa tensione addosso. Qui Graziano ci prova, Di Salvo, secondo volo della sua partita. Abbiamo 3 piedi da palla, perché buttarla via? Perché buttarla via? Ma dobbiamo aver paura, cazzo! Porca noia! E dunque secondo grandissimo intervento nel giro di 2 minuti e mezzo da parte di Salvo. Qui Graziano decisamente ispirato con questa giocata. Palla verticale, non arriva Sferruzza, arriva Muzzo, poi Ricciulli. Tripoli con la spalla, viene fermato da Giovanni Gambino. Cambio gioco verso Graziano, la fa scorrere la Vardera che guadagna fallo laterale. Un momento in cui la Don Carlo deve ritrovarsi, perché comunque il Casteldaccia ha preso campo e ha anche sfiorato il gol in 2 occasioni. Qui il più giovane in campo, ovvero sia Di Salvo, si è esaltato. Eccolo Di Salvo cercato da Muzzo,
Tanto i gol di Athletic Club Palermo Marsala portano la firma di Prezzabile e di Mangiaracina. 1-1 all'intervallo a Terrasini. Partita iniziata alle 15, ricordo, con mezz'ora di anticipo rispetto alle altre. Per il resto tutto uguale a prima, con la super giovane avanti sull'oratorio Marineo, gara che potete vedere sul nostro canale YouTube. Avanti anche lo Sciacca sul campo dell'Accademia, mentre qui intanto chiude Costantino e è uno strano scherzo del destino che a sbloccare la gara oggi al Sorrentino di Trapani sia stato lo stesso che ha chiuso i conti mercoledì in Coppa, ovvero sia Bartolomeo Erbini. Di Salvo la può gestire con i piedi. Muzzo. Resta molto alto il Casteldaccia con i centrocampisti e con gli attaccanti, togliendo punti di riferimento alla Don Carlo. Tripoli, la girata con l'anticipo di Pucci, poi Spampinato per Graziano che aggancia l'ex di Favare, Athletic Club Palermo. Spampinato, perde una brutta palla e allora corre Tripoli, corre con lui Abate, Tripoli, ingresso in area, calcio di rigore, l'entrata di Abate su Tripoli. Non ha dubbi il direttore di gara, concede il penalty e arriva anche il giallo per Abate. E dunque ancora un calcio di rigore per la Don Carlo dopo quello battuto e realizzato da Stefano Cerniglia. Ed è ancora il capitano a battere, fischia l'arbitro, Cerniglia contro Marra, la rincorsa è il destro a spiazzare Marra, avanti la Don Carlo che soffre ma sblocca la gara ancora col suo capitano. E dunque secondo gol consecutivo, lo dicevamo dopo la gara di Marsala, non segnava da tanto tempo Stefano Cerniglia e adesso ne ha fatti 2 in fila, 2 in 8 giorni e sono gol pesanti perché la Don Carlo è avanti. Giochiamo con la stessa intensità, Tripoli, suo il merito di questo calcio di rigore, lo scatto in verticale. non perdiamo la distanza. E qui sicuramente non può essere contento mister Tarantino perché le occasioni le ha avute, però per alla fine ha capitalizzato molto bene la Don Carlo con una fuga in contropiede. Qui la palla buttata via dalla squadra di Napoli. Pucci prova a correre, lo ferma Lavardera, poi Cerniglia prova a mettere ordine ma la perde, subentra ancora Lavardera che calcia addosso ad Abate, guadagna fallo laterale. Fase della partita molto delicata. Pucci, contrasto con Cerniglia, poi arriva Gambino a cercare di riorganizzare il Casteldaccia, rimpallo vinto da Ricciulli, corre Cerniglia, prova a servire proprio il suo numero 77, la palla è fuori. Mattia! Non rischiamo più, Mattia! Allora te la retta, come 100 metri, non dobbiamo giocare, lo cambiamo, cambiamo. Aspetta che si butta fuori, aspetta. Vai, c'è 2, cazzo!
La rimessa di Abate, stacca la Vardera, prolunga Cerniglia, Tripoli rientra in tempo dal fuorigioco. Tripoli contro Spampinato, propone il cross che viene deviato, arriva la Vardera, il tocco per Ricciulli, la paratona di Marra, calcio d'angolo, reclama per un contatto in area sulla Vardera la Don Carlo che ha sfiorato il raddoppio. E quarto tiro dalla bandierina, mentre c'è ancora a terra la Vardera, anche un po' di dialoghi in campo, in area, tra i giocatori della Don Carlo e il direttore di gara. Mentre Peppe Romano è pronto a battere il quarto calcio d'angolo della partita per la Don Carlo Misilmeri. Il direttore di gara che qui ammonizione per un componente della panchina della Don Carlo Misilmeri. Ora forse dovremmo esserci per il quarto calcio d'angolo per la Don Carlo. Poco dopo, qualche secondo dopo la mezz'ora, Romano con la palla che spiove, colpo di testa da parte di Mocciaro, poi corre Sferruzza, lo chiude Tripoli, Romano la alza per la Vardera. La Vardera cerca di mettere il cross, la palla rimane in campo, Marra smanaccia sulla testa di Spampinato e Ricciulli, poi Abate, la gira più lontano che può, c'è Sferruzza, l'aggancio, ha la meglio Cerniglia che forse voleva anche il fallo laterale, lo ottiene. Cerniglia scappa da là. Con le mani la Vardera, Muzzo, Mendola, ancora Muzzo, c'è il colpo di testa di Abate sul lancio, poi Graziano per Pucci, corre Pucci, Gambino, ancora Saul Pucci, tocca per Camiolo che si propone in avanti, ancora Camiolo, Arcoleo, verticale ancora per il suo terzino che va sul fondo, mette in mezzo Graziano, si divora davanti a Di Salvo la palla del pareggio. E dopo aver sfiorato il gol con una grande conclusione di destro, questo è un gol divorato da Giacomo Graziano. Tanto dopo una bella azione orchestrata a destra dal Casteldaccia, diventano 3 le palle gol nitide per la squadra di Tarantino che passeggia nervoso e anche un po' amareggiato. Pellegrini, verticale per la corsa di Tripoli che scatta ancora col tempo giusto su Spampinato. Tripoli poi sbaglia questo tocco un po' troppo complicato rispetto a quelle che erano giocate a disposizione. Pucci lancia Graziano, controllo, gli si fa incontro la Vardera, lo evita Graziano che poi appoggia ancora Pucci che nel frattempo si è fatto tutto il campo ma perde palla. Ricciulli, Tripoli è in fuorigioco, Ricciulli deve perdere tempo, non c'è nulla secondo l'arbitro nel contatto, ma ancora la Don Carlo col pallone tra i piedi. La Vardera, Capozzucchi fa scorrere palla, serve Costantino mentre si alza un po' di vento più al Giovanni Aloisio e Muzzo serve Costantino, gestisce con calma il pallone a Don Carlo. 33 minuti 20 secondi sul cronometro della gara, era valida per la quinta giornata del campionato di eccellenza Girone A. L'ha sbloccata la Don Carlo al 27esimo minuto con il calcio di rigore trasformato da Stefano Cerniglia. Mendola per Ricciulli, inseguito da Gambino, si affida ai piedi di Muzzo. Romano, Muzzo e Ricciulli. Muzzo
Cosentino gira palla, rifiata col pallone tra i piedi la Don Carlo, invitando al pressing gli avversari. Comunque fa comodo gestire la palla e i ritmi alla Don Carlo. Qui all'improvviso verticalizzazione sbagliata di Muzzo, che di fatto vanifica il lavoro fatto praticamente nell'ultimo minuto e mezzo. Battuta di Marra, stacca Mendola, poi di testa Prestigiacomo, di testa anche Pucci, dove c'erano solo maglie biancorosse. Romano cerca di verticalizzare ma sbaglia, c'era Lavardera tutto solo sulla destra. Pucci prova a correre, il numero 8 del Casteldaccia, che scarica su Gambino. Camiolo propone il cross, questa volta è morbido e lento, facile per Di Salvo, che la prende. Muzzo, Cosentino, Cerniglia. Muzzo porta sul pallone, poi verticalizza per Ricciulli, resta giù la bandierina del primo assistente, quindi posizione regolare per il numero 77, che dopo un gioco di gambe scarica a Cerniglia. Ricciulli rientra per giocare il pallone, poi converge destro, ribattuto, controlla Spampinato che calcia via, e duello tra Capo, Zucchi e Sferruzza vinto dal primo, poi recupera palla e Graziano che corre, Graziano al limite, lo fermano in due, qui si è intestardito Graziano con due giocatori a disposizione, fuori gioco di Tripoli, la prende Tripoli che non si è accorto di essere in fuorigioco, poteva lasciarla alla Lavardera che era in posizione regolare. Pucci rientra Lavardera con troppa foga, spende il fallo anche per rimettersi in postazione. Pucci, Gambino, palla per Graziano, poi il cross di prima di Abate in area di rigore. Mendola, devo mandare un WhatsApp, se mi scrive le date, quante persone sono? No, perché devo mandare a controllare. la rimessa di Gambino, lunga verso l'area, stacca Capozzucchi sul primo palo, poi Ricciulli, Abate, taglia la strada a Cerniglia e la gioca in avanti. Lavardera di testa anche Pucci, interviene Romano col piede debole, la calcia più lontano che può, Spampinato è bravo a intervenire, poi Cerniglia alza il campanile, di testa Camiolo in qualche modo ma non è un buon modo, poi col piede la disimpegna, Spampinato arriva anche Cerniglia, rimpallo che favorisce Abate, poi Prestigiacomo. Lancio in verticale di Vincenzo Prestigiacomo, arriva Cosentino a proteggere il pallone, poi bravo in sforbiciata. Colpo di testa di Arcoleo, mette giù Mendola, fermato ancora da Arcoleo, subentra Romano. Muzzò, ultimi 7 del primo tempo, più eventuale recupero Di Salvo. Capozzucchi, quasi incespica sul pallone Romano, riesce comunque a controllare e torna a palleggiare con calma la Don Carlo. Cosentino per Muzzo, tocco per Mendola, si muove in verticale Tripoli, è bravo Spampinato a chiudere, poi Ricciulli si gira
C'è Cerniglia che può ricevere, Cerniglia riceve e calcia! Che gol ancora di Stefano Cerniglia, gran destro da fuori, e 2-0 Don Carlo è ancora davanti alla sua gente. Stefano Cerniglia. Doppietta di Stefano Cerniglia, gran gol questo. E si diceva di quanto mancasse a Stefano Cerniglia il gol in carriera. Ora non solo l'ha ritrovato, non solo lo ha bissato dal dischetto, ma adesso arriva anche la prima doppietta in stagione. Va ad insidiare Silvio Tripoli in quella che è la classifica interna dei cannonieri, e a 5 minuti alla fine altra botta non da poco per il Casteldaccia. Tanto ha segnato il San Vito, che sblocca la partita con Mustaccia. Comunque si sblocca un'altra partita, San Vito che sembra essersi scrollato di dosso un po' di incertezze. Ha pareggiato con l'Atletic, ha passato il turno in Coppa espugnando Castellammare e adesso raddoppia anche, arriva proprio in tempo reale l'aggiornamento, gol di Gianni Calagna, mattatore in Coppa con la doppietta sul Castellammare. Qui intanto torniamo in cronaca, Spampinato con la palla che è uscita sul cross di Pellegrino, e allora si ripartirà dal fondo quando mancano poco più di 4 minuti più recupero alla fine del primo tempo. Batte Marra, di testa Muzzo, poi di testa Cerniglia sulle spalle di Abate. Sferruzza, controllo orientato, ancora Sferruzza al limite, va col destro, blocca senza grossi problemi Di Salvo. Oh, mi fa da perno! Il braccio di distanza è quello che è per fregargli la palla! La palla giocata nel breve dalla Don Carlo con Cerniglia. Muzzo. Costantino. Richiamata in causa Di Salvo che la vuole giocare con i piedi, serve Capozzucchi, il quale torna dall'ex Cus. Lancio lungo di Salvo, cerca e trova Pellegrino, colpo di testa, sembrava oltre Tripoli, non secondo il direttore di gara. Allora Ricciolli corre, intervento di Spampinato, quello di Marra in uscita. Camiolo per Marra, batte lungo il portiere del Casteldaccia, mette la gambona Muzzo, poi Romano, palla rischiosa, infatti la porta via Abate. Abate prova ad entrare in area, va a calciare, calcia malissimo e rovina quello che è stato un ottimo recupero. Ma tu lo puoi fare un carino. Manca il pallone che arriva adesso. E Di Salvo che gioca corto su Muzzo. Romano questa volta la gira di prima in avanti, sembrava ancora oltre Tripoli. Resta giù la bandierina. Marra, Romano di testa, Ricciulli anche lui di testa, poi Spampinato, Abate. Capozzucchi in qualche modo cerca Ricciulli che rientra in tempo dal fuorigioco, poi Romano controlla male, in qualche modo prova a recuperarla, quantomeno rallenta e fa sbagliare Mosciaro. Cerniglia, la Vardera,
La Vardera cerca luce per una giocata, Ricciulli si muove tra le linee per eservitor, c'è anche Mendola davanti a lui, Mendola e Ricciulli prova a buttarsi nello spazio del Bentica e vince il rimpallo, Mendola! E il 3-0 della Don Carlo, in gol anche Luigi Mendola, allunga la squadra di Napoli. Tanto si è fatto male Mendola, evidentemente nel rimpallo è stato vittima anche di un colpo del pallone probabilmente. In ogni caso vedremo intanto come sta l'ex giocatore di Palermo e Athletic Club Palermo. In gol le mezze ali in questo pomeriggio. In quello che è uno schieramento che per chi bada ai numeri, chi bada ai dati, chi bada ai ruoli potrebbe sembrare uno schieramento coperto, ma con i giocatori giusti, con le mezze ali giuste soprattutto, può diventare molto molto pesante da gestire per le difese avversarie. Intanto 3 minuti di recupero iniziati da qualche secondo. Mendola che evidentemente si è ripreso, gioca in avanti, Camiolo vuole la palla tra le mani per battere la rimessa. Muzzo, Cerniglia può correre, adesso un po' disunito il Casteldaccia che ha preso questo doppio schiaffo da Cerniglia e da Mendola. Romano prova a passare, poi cerca la giocata complicata per Tripoli. È intervenuta la difesa del Casteldaccia che adesso prova a ripartire con Gambino, pressa Romano, viene però disorientato dall'altro numero 4 in campo che la gioca in verticale, chiude Capozzucchi. Cerniglia, girata su Spampinato che non colpisce bene, arriva Romano che serve la Vardera, questa volta Tripoli la lascia scorrere e la Vardera può correre. La Vardera da uno sguardo al centro la mette sul secondo palo, Ricciulli col colpo di testa in controtempo, Joao Ricciulli la mette per il 4-0, cala il poker prima dell'intervallo, la Don Carlo Misilmeri. Adesso tracima il risultato esultanza di Capozzucchi qui al bacio, il cross di Ivan Lavardera Dai. che è stato bravo a dare uno sguardo, a vedere che erano tutti e due sul secondo palo, sia Tripoli sia Ricciulli, l'ha messa benissimo sulla testa dell'ex giocatore del Mazzara, che si sblocca in questa stagione. Arcoleo. Quando siamo a 30 secondi alla fine del primo tempo, almeno dallo scadere dei 3 minuti di recupero, Sferruzza la mette dentro, chiude Muzzo, Gambino, Pucci allarga su Graziano col cross, Cossentino in anticipo, poi Romano anche lui in anticipo, Cerniglia, Gambino lo mette giù, non secondo l'arbitro, poi vince il rimpallo Mendola che prova a giocarla, lo fa su Cerniglia, fallo di Pucci, anzi fallo di Gambino, giallo, secondo ammonito dopo Abate. Sempre là, non si muovere. E là dove possono dare qualcosa di più. Tanto arrivano i primi risultati dai primi tempi, tra cui anche questo qui a Misilmeri, 3-0, anzi 4-0 per la Don Carlo, doppietta di Cerniglia col primo su rigore, il secondo con un Eurogol dalla distanza, terzo di Mendola, quarto di Ricciulli proprio durante l'intervallo, partita
con un risultato che sta dando sembianze un po' diverse rispetto a quello che si era visto in campo almeno fino alla mezz'ora, al 35esimo, poi è tracimato il risultato in favore del Casteldaccia. Noi andiamo in break per qualche minuto, dopodiché secondo tempo qui dal Giovanni Aloisio di Misilmeri, la sfida tra Don Carlo Misilmeri e Casteldaccia. Andiamo in break 5 minuti, poi torniamo qui. Qualche errore l'hanno commesso, ma i gol se vengono sempre da errori, per cui no, sono contento della prestazione perché dopo 3 giorni tenere dei ritmi ancora alti e di molta intensità mi fa sempre ben sperare, sempre anche per il proseguo del campionato. Abbiamo fatto un'ottima partita, abbiamo trovato una squadra che non ci stava a mollare la presa e poi nel secondo tempo un po' abbiamo gestito un po' la situazione cercando anche di arrotondare il risultato, però va bene così. Ha fatto due gol di ottima fattura, belli entrambi, soprattutto quello di Drop, il primo, e il secondo quando il portiere nel rinviare palla si è trovato un po' fuori dai pali e lo ha purgato con un alto tiro forte e teso che è andato in rete, per cui sono contento per il ragazzo perché almeno dallo scorso anno quando era con me ha provato tante volte a cercare il gol e non l'ha trovato, e sono contento per il ragazzo che oggi sia venuta addirittura una doppietta. L'unica partita un po' che abbiamo tra virgolette non giocato da Don Carlo Misilmeri è stata quella del derby con il Marineo, che non abbiamo fatto tra l'altro nemmeno una brutta partita, non abbiamo trovato il gol del pareggio, siamo rimasti in 10 dopo 4 minuti del secondo tempo. Non mi era piaciuto l'atteggiamento e soprattutto non mi era piaciuta l'aggressività che di solito noi abbiamo in campo, e lì in quella partita non l'abbiamo avuto e il Marineo ha vinto anche in un'unica occasione, ha portato la partita alla fine con l'1-0. Quella è un po' la partita che un po' mi ha fatto arrabbiare. Poi nelle altre partite abbiamo sempre giocato, anche con lo Sciacca abbiamo fatto una grande partita, abbiamo tenuto 70 minuti il pallino del gioco, abbiamo sfiorato più volte il 2-0, però ormai è tutto archiviato e adesso pensiamo a quello che è la prossima gara, che è una gara difficile di campionato, che è il Casteldaccia. Molto probabile il Sheriff verrà ceduto e allora non l'ho convocato anche per questo motivo. Per Ban diciamo che abbiamo qualche problema di tesseramento, abbiamo rifatto il biglietto, se riesce lui nel giro di poco tempo a risolvere il problema lo aspettiamo a braccia aperte, anche perché già da 2 settimane e mezzo che si allena con noi. Sai, nel caso in cui non riesce a farlo nel più breve tempo possibile, perché noi abbiamo bisogno, visto abbiamo 18 giocatori, 19 giocatori, di trovare ancora un attaccante che soprattutto ti dà la possibilità di dare le alternative a Ricciulli e lo stesso Tripoli, che ben venga, però lo aspettiamo, ma non possiamo aspettare tanto. Noi avevamo 2 gol di vantaggio e gli ho detto ai ragazzi che dovevamo chiuderla subito per non soffrire, perché è normale che l'altra squadra cerca di giocarsi tutte le proprie carte. Noi abbiamo fatto mezz'ora alla grande dove eravamo padroni del campo, abbiamo fatto gol, potevamo fare il secondo gol, segni rigore e finiva la partita. Lì abbiamo staccato la spina perché troppa sufficienza, no? Sembrava che la partita era facile, ma non è così. Nel secondo tempo gli ho detto ai ragazzi appunto che se continuavamo a giocare così si riapriva anche la qualificazione, però la squadra si è messa bene in campo, abbiamo rischiato poco, era normale che loro tentavano il tutto per tutto, però alla fine bene così, quello che era importante era qualificarsi. Tra l'altro buone risposte dalla squadra, visto che oggi tra rotazioni fatte volontariamente, altre un po' forzate come quella di Concialdi, comunque chi è sceso in campo, soprattutto Yander, hanno dato buoni segnali. Sì, abbiamo fatto giocare 6-7 ragazzi che giocano meno, quindi sapevo cosa mi potevano dare, però le idee ancora più chiare, che hanno dato un grosso contributo. Ha debuttato il ragazzino Pisciotte 2007 in avanti, ha fatto bene, quindi sappiamo che ci possiamo puntare su questi giovani. L'ho chiesto a mister Melillo, lo chiedo anche a te, quanti appunti hai preso in vista di domenica, del rematch che però è per il campionato? Domenica sarà un'altra partita, ci sarà da soffrire perché
L'Accademia Trapani è una buona squadra, allenata bene da Melillo, quindi sono convinto che ci sarà da soffrire. Ci giochiamo le nostre carte, proviamo a fare un'altra grande prestazione e possibilmente cercare di vincere.
Rientriamo qui dal Giovanni Aloisio di Misilmeri, secondo tempo di Don Carlo Misilmeri Casteldaccia. Ricordo, la prima frazione si è chiusa sul risultato di 4-0, come potete vedere in grafica. Ci sono 2 cambi per il Casteldaccia, con gli ingressi del numero 15 Gambino, del numero 19 Fuschi. È uscito Spampinato ed è uscito Abate. Inizia il secondo tempo. Qui Presi Giacomo in qualche modo la gioca, poi Fuschi e palla in fallo laterale. Ultimo tocco proprio del numero 19. Oh, sorry. Non so i gatti. Comunque sono entrati Fuschi con il numero 19, Mattia Gambino con la maglia numero 15. Gambino si è messo a centrocampo, mentre Giovanni Gambino, l'altro Gambino in campo, si è messo a far da centrale insieme a Presi Giacomo. A breve anche la gestione, la lettura della formazione, partendo da Collella Don Carlo, che si schiera con il suo 3-5-2. In porta c'è Di Salvo, in difesa Capozzucchi braccetto destro, Costantino centrale, Muzzo braccetto sinistro, centrocampo sulla fascia destra Lavardera, su quella sinistra Ricciulli. Davanti alla retroguardia gioca Romano, le mezziali sono Mendola e Cerniglia. In attacco Tripoli e Ricciulli, risponde col 4-4-2 il Casteldaccia con Marra tra i pali. Ora la linea difensiva vede Arcoleo terzino destro, Camiolo terzino sinistro, i centrali Giovanni Gambino e Presti Giacomo. A centrocampo sulla corsia di destra c'è Fuschi, su quella di sinistra agisce Graziano. I centrali di centrocampo adesso sono Mattia Gambino e Pucci. In attacco Sferruzza Mocciaro. A breve andrò anche con la lettura delle 2 panchine, al prossimo momento così di calma apparente della gara. Qui Ricciulli va giù, calcio di punizione. Allora panchine, partendo da quella della Don Carlo Misilmeri, che porta con sé il secondo portiere Zummo, poi Longo, Locascio, Messina, La Paglia, Adelfio, Priola, Arrigo e Lo Bianco. Dall'altra parte 3 cambi ancora per Tarantino, che ha a disposizione il secondo portiere Miceli, poi Raia, Provenza, Consigliere, Mannino, Presti Filippo e Messina. Sulla palla Lavardera, perché si è tolto Pellegrino. Allora Ivan Lavardera che chiede la distanza, vuole chiaramente provare verso la porta Lavardera, fischia l'arbitro. La rincorsa di Lavardera con il destro colpisce in pieno la barriera. Ancora Lavardera che allarga su Pellegrino, il cross al centro e Marra sul colpo di testa di Capozzucchi, che era però in fuorigioco. Qui è andato distinto Marra sul colpo di testa di Capozzucchi, che è andato vicino, anche se sarebbe stato fuori gioco, al primo gol in maglia Don Carlo Misilmeri. Costantino mette via Tripoli, scortato fuori da Arcoleo. L'arbitro fischia contro l'esterno ex Juniores dell'Athletic Club Palermo. Altro a proposito di Juniores, sono arrivati i gironi la battuta intanto di Costantino, controlla Lavardera che la perde, poi Cerniglia gli dà una mano, servizio ancora sulla corsa del numero 10 che va sul fondo, Lavardera, calcio d'angolo. Alberto, stacca di te, Alberto, casomai.
La battuta alla bandierina di Romano, secondo palo, colpo di testa a mettere fuori da parte di Pucci, poi prova ad arrivare Sferruzza ma lo disorienta Pellegrino che guadagna il fallo laterale. Addosso! Pellegrino viene incontro a Ricciulli, la palla è per Mendola che scambia col numero 3, cambio. Cerniglia per Costantino. La battuta della punizione affidata a Mattia Gambino. Palla dentro l'area di rigore, colpo di testa a mettere fuori da parte di Costantino, arriva Camiolo. Sferruzza prova a servire Pucci, il tocco poi di Graziano per Camiolo, il cross di Salvo, la branca e poi va giù. Palla dall'altra parte, riconquistata dal Casteldaccia con Mattia Gambino. Arcoleo che prova a passare ma la perde Pucci. Allora Pellegrino per Cerniglia, palla a scavalcare per la Vardera che non può arrivare. Cerniglia sul rimbalzo, la Vardera palleggia al limite dell'area da Don Carlo. La Vardera sul fondo contro Pucci, propone il cross, Ricciulli non arriva, c'è Tripoli che la fa scendere ma la tocca col braccio. A nulla serve il tiro di Pellegrino che era comunque finito altissimo. Tanto aggiornamento anche da San Vito, dove è rimasta in 10 la squadra di casa, la squadra ospite, sempre in vantaggio 2-0 nel derby con la Folgore. Qui intanto palla troppo lunga di Mattia Gambino, rimessa Don Carlo Misilmeri in zona difensiva. Rimessa di Muzzo, poi Mendola prova a girarla ma va fuori il suo tocco. Rimessa per Arcoleo. Controllo da parte di Pucci, giocata in verticale, c'è il recupero di Ricciulli che va giù senza fallo nel contatto con Fuschi, poi Pucci prova a passare, viene fermato. Mattia Gambino cerca di aprire, chiude Muzzo. Pellegrino disorienta un avversario e poi gioca in verticale su Tripoli contro Prestigiacomo che gliela mette in fallo laterale. Non ti preoccupare se ti dai il calcione! Allarga il braccio, cazzo! Non vuole vedere rilassamenti, non vuole vedere cali Tommaso Napoli.
Muzzo, Romano, cambio di gioco perfetto per Lavardera. Converge Lavardera, cross di Mancina, arriva Tripoli al volo, fuori ma era fuori gioco. Adesso la sensazione è che lo sport che verrà praticato dalla Don Carlo in questo secondo tempo è cercare di mandare in gol Tripoli. Da qui si legge anche il costante incoraggiamento, il costante monitoraggio di Tommaso Napoli verso il suo attaccante. In gol mercoledì all'Ascari, manca da tanto tempo il gol in campionato, dalla prima giornata contro lo Sciacca. Sembra poco, ma per un attaccante non segnare per 4 partite di campionato non è mai facile. Qui proprio Tripoli va a pressare su Prestigiacomo, alza il pressing la Don Carlo, alla fine recupera Amendola che la mette in fallo laterale, però mantiene lì gli avversari, non concede campo facile la squadra di Napoli. Fuschi contro Pellegrino, il problema di girarsi e fatti la perde, Mendola prova a passare e ci riesce, poi perde un contrasto ma c'era stato fallo prima e allora punizione. La punizione per la Don Carlo con Romano che lascia alla Lavardera. Lavardera con la palla tesa in mezzo, Prestigiacomo rimane da Tripoli che calcia, blocca Marra. Palla giocata da Pucci che passa sulla Lavardera, non su Cerniglia, ma c'era stato prima il fallo del 10. Allora punizione Casteldaccia. Giovanni Gambino, testa alta e verticale, cerca Fuschi, l'intervento di Muzzo, poi Pellegrino deve evitare il calcio d'angolo e ci riesce, guadagnando anche fallo laterale, per poco non ha travolto il primo assistente del signor Florena. Intanto cambio di punteggio importante è quello che arriva da Piana dagli albanesi, perché è passato in vantaggio il San Giorgio. È il gol del solito Totò Maltese. Dunque sotto la squadra di Cacciola al quarto d'ora del secondo tempo. Pucci. Qui Gambino con una palla pericolosa, infatti persa dai suoi, poi subentra nell'azione Pucci, arriva Romano, Ricciulli in fuorigioco. Battuta in avanti, il tocco è sbagliato all'indirizzo di Mocciaro che perde anche un po' la pazienza con i compagni. Qui Muzzo col fallo ai danni di Fuschi. Qui l'intervento su Camiolo che non riesce a girarsi, poi in qualche modo tiene la palla. Poi Graziano per Mattia Gambino che tocca indietro a Prestigiacomo, però qui perde l'abbrivio dell'attacco il Casteldaccia e si deve rifugiare da Marra. La battuta lunga di Simone Marra stacca Capozzucchi. Arriva Cerniglia che serve Ricciulli sulla corsa contro Giovanni Gambino che non si fa puntare, gli mette la palla fuori. Ricordo che prossimo turno Don Carlo Misilmeri tornerà su un campo a lei favorevole, almeno per quello che si è visto in questi ultimi giorni, ovvero l'Ilardo di Lascari contro il Lascari Cefalù di Giuseppe Vigneri. Reduce dalla sconfitta di ieri contro la Parmonval, Casteldaccia invece
tornerà a casa per affrontare il Castellammare che è passato in vantaggio proprio un paio di minuti fa e ci ha pensato, a proposito di soliti, ci ha pensato Malik Ba ad aprire la scatola difensiva del Partini Caudace in quella che è una sfida tra la sorpresa dello scorso campionato e la squadra che si candida a essere sorpresa di questo campionato per il Partini Caudace, che prima di questa gara era ancora imbattuto. Pucci per Graziano, ora Camiolo, Fuschi cerca luce addirittura per il tiro, lo va a tentare Di Salvo, un po' sorpreso, la mette comunque in angolo. L'angolo già battuto con il tentativo da parte di Pucci alto. Dai, Alessio, dai! Ha un certo valore, un certo peso la scelta di Tarantino di togliere due dei veterani di questa squadra, ovvero sia Abate e Spampinato dopo il primo tempo che per carità per circa mezz'ora è stato abbastanza equilibrato, però è terminato pur sempre sul 4-0. Qui Sferruzza, conclusione che si perde in fallo laterale, sì. Sauli, riempiamo tanto! Mattia! Cosa stacca, se lo sa! Qui si lotta per recuperare Arcoleo di tacco Sferruzza, era forse in fuorigioco Mocciano ma già recuperato la Don Carlo. Pellegrino affrontato col fallo da Fuschi. Costantino con la fiondata verso la Vardera, sempre coinvolto il numero 10 che l'ha giocati prima su Ricciulli, prova ad andare con la sua solita velocità, affrontato adesso da Camiolo. Cerniglia, palla un po' corta ma ci arriva comunque il capitano della Don Carlo che entra in area di rigore, fermato da Pucci. Graziano, fermato da Romano. Romano riesce a passare ancora, Romano ingresso in area, lo fermano, arriva la Vardera, sempre per prima sul pallone la squadra di Napoli. Cerniglia attende l'arrivo di la Vardera, prova a servirlo, c'è l'intercetto, palla in fallo laterale, c'è cambio, il terzo per il Casteldaccia, minuto 18 e 18 anche il numero di maglia. Si tratta di Presti Filippo, mentre è arrivato il raddoppio del Castellammare ancora con Malik Ba. E dunque 2-0 per la squadra di Cardinale sul Partini Caudace. Entra Presti Filippo, esce. In realtà non è uscito Saul Pucci, è uscito Graziano. La Vardera perde palla nel contrasto con Mattia Cambino che usa bene il fisico per poi liberarsi della palla e servire Fuschi. Fuschi fermato da Mendola, poi tutto regolare secondo l'arbitro. Arcoleo serve Pucci. Sferruzza, tocco indietro per Giovanni Cambino. Verticalizzazione a cercare ancora Sferruzza, il cross che arriva in area, Costantino di testa, fallo laterale per il Casteldaccia. Rimessa che verrà battuta da Camiolo, 20° del secondo tempo in corso. Sferruzza, spalla alla porta,
Il cross ribattuto da Romano, poi Giovanni Gambino anticipo su Ricciulli, di testa Tripoli, prova a far partire il suo numero 77, fermato da Prestigiacomo. Pucci, Giovanni Gambino cerca il movimento dei compagni, trova Camiolo che converge, poi di prima Mattia Gambino per Pucci. Pucci, salta Romano, ancora Pucci, ingresso in area, cerca di liberarsi, lo fa per il cross che gli viene deviato. Corner per il Casteldaccia, che comunque sta cercando di rimettersi in carreggiata, magari è troppo tardi sul piano del risultato, ma sul piano del gioco, sul piano della presenza cerca risposte mister Tarantino mentre inizia il movimento dei componenti della panchina della Don Carlo Misilmeri. Pucci, serie di finte sul fondo, serie di tocchi, l'ultimo è proprio dell'ex giocatore dell'Athletic Club Palermo, al contrasto con la Vardera. Ale! State in tre, state vicini, diglielo a Giovanni, state vicini! Cambiato assetto tattico dopo l'ingresso di Presti Filippo, il Casteldaccio adesso gioca con il 4-3-3. Intanto fallo non fischiato per il vantaggio. Ricciulli pressato da Giovanni Gambino, la palla rimane in campo, la Vardera e poi fallo laterale dopo l'intervento. Dai! Adesso ci sono Presti Filippo, Pucci e Mattia Gambino, mentre arriva l'ammonizione per Capozzucchi, abbastanza gratuita a dire la verità. Fallo laterale per il Casteldaccia. La rimessa per Camiolo, di testa Sferruzza, poi Romano, di testa Pucci, prova ad intervenire ancora Romano che va giù, rimasto a terra Romano, chiamato subito l'intervento dalla panchina. Tanto altro cambio in arrivo per il Casteldaccia con Consigliere al 24esimo del secondo tempo. Tanto prestate le cure a Peppe Romano. Esce Arcoleo ed entra Consigliere. Si piazza Romano, vedete sullo sfondo. Riprende il gioco dopo il cambio e dopo il problema a Romano. Ricciulli non arriva sulla sfera. Tanto finale, arriva il primo finale di giornata e l'Athletic mantiene la vetta 2-1. Firmato Prezzabile di Gaudio contro il Marsala. Seconda sconfitta consecutiva e situazione sempre più critica a livello anche di classifica per la squadra dei Bruccoleri. Mattia Gambino, torniamo in cronaca. Poco più di 20 minuti più recupero alla fine. Tanto c'è
Romano a terra. Peppe, com'è? Peppe? Lo sostituisco oppure no? Peppe, com'è? C'è il cambio richiesto proprio da Peppe Romano. Esce il numero 6, 4. Numero 6, 13, 4, 13. Dunque cambio. Esce Romano, zoppicante, entra Messina. C'è Leonardo Messina. Grazie, grazie. Torna a gestire palla la squadra ospite, che ha ancora un cambio a disposizione. Due ingressi, ricordo, di Mattia Gambino e Fuschi dopo l'intervallo, e poi ingressi di Presti Filippo e infine di Consigliere. D'altra parte ha appena effettuato il primo cambio la Don Carlo, che comunque è una situazione di panchina abbastanza corta. Qui fallo di Fuschi su Pellegrino, punizione per la squadra di Tommaso Napoli, che continua. Se lui calcia di destra, dov'è il suo piede quello che non calcia facilmente? Lo fai bene, poi ti molli lì sulla parte finale. Dai cazzo, dai! Con Napoli che cerca ancora di animare Silvio Tripoli. A sotterra! Capocciucchi! Capocciucchi, a sotterra! Pucci non arriva sul pallone. In questo caso Presti Filippo prova a sganciarsi a sinistra Pellegrino. Cambio gioco per Ricciulli. Arriva però di gran carriera Camiolo. Stavi tagliando tutti dall'altra parte, bravo! Scambio con Marra, Camiolo, pallone di ritorno complicato da gestire. Arriva Messina, la mette in fallo laterale. Adesso Messina gioca a destra a tutta fascia. La mezzala la fa la Vardera perché Cerniglia è passato davanti alla difesa al posto di Romano a livello tattico. Mocciaro porta a spasso il pallone. Poi Mocciaro perde palla nel contrasto con Tripoli, spallata non richiesta da parte di Danny Mocciaro. Evidentemente un po' di frustrazione anche per un giocatore che sta facendo anche fatica a trovare le soluzioni. Intanto c'è un cambio pronto nel Casteldaccio, è l'ultimo, con Provenza. Sull'uscita da parte di Gambino. Dunque torna un centrale di ruolo. Provenza che nella scorsa stagione ha giocato nella formazione allievi della Panormus, ben figurando tra l'altro. Messina. Palla per Cerniglia, ancora per Leonardo Messina che propone il cross, serie di rimpalli, l'ultimo tocco è di Mattia Gambino. Stacchi di più, incroci poi! Stefano, staccati di più e incrocia su Riccardo! La Vardera ancora per Messina che la gira per il suo numero 10, ma la gira male e allora è rimessa per il Casteldaccia. Appoggia indietro proprio per Provenza. Pucci. Il tocco per ancora Sol Pucci che porta sul pallone, entrata di La Vardera.
2 volte. L'arbitro lascia giocare, poi Consigliere vince il rimpallo su Mendola, palla giocata in avanti, Pellegrino in chiusura su Fuschi. Oh, 3 palle ha fatto! Oh, ha fatto 3 palle, signore! La rimessa di Consigliere, Presti Filippo, lo ferma Mendola. Poi Pellegrino indietro, Muzzo si libera in qualche modo, poi tocca ancora per Pellegrino, palla ancora dentro al rettangolo di gioco. Cerniglia la gioca in avanti, Ricciulli, Tripoli, tocco per Mendola che non era ancora arrivato, poi fallo su Gambino. Vai, aspetta, mettila, mettila. Gambino, palla per Camiolo, ancora Gambino, pressato e fermato da Mendola, prova ad arrivare Tripoli, però la meglio ancora Gambino. Presti Giacomo, costretto a ricominciare da Marra. Vai, sali che è lunga! Presti Giacomo, torna da Marra. Sferruzza, palla per Mocciaro, interviene Cosentino, poi prova Tripoli a dar fastidio. C'è il Consigliere che appoggia a Marra, poi passaggio rischioso, raccolto in qualche modo da Pucci. Consigliere la tiene in campo e calcia addosso a Mendola, fallo laterale Casteldaccia. Tanto prepara Adelfio, se ho visto bene, Tommaso Napoli. Tripoli, Lavardera, Messina, Lavardera, Pellegrino in posizione di esterno destro, tocca a Cerniglia, un po' complicato da gestire, arriva anche Muzzo, in qualche modo la tiene la Don Carlo con Cosentino che fa saltare Mocciaro e appoggia ancora a Muzzo, anzi a Mendola. Pellegrino, tocco di ritorno, corre Mendola, arriva Presti Giacomo col tempo giusto. Allora occhio perché parte il Casteldaccio con questa palla sulla corsa di Mocciaro, esce di salvo. Cerniglia rischia, infatti perde palla, attenzione a Fuschi, ingresso in area, vince il rimpallo Cosentino che poi esce anche palla al piede. Tripoli, Lavardera cerca di passare, viene fermato, si gioca, poi no, c'è il fallo. Divan Lavardera, c'è il cambio. Adelfio per Ricciulli a 12 dalla fine. Esce da questa parte l'autore dell'ultimo gol, arrivato nel recupero del primo tempo. Presti Giacomo con la palla scodellata verso l'area, di testa Muzzo, poi prova a passare Gambino, il tocco per Consigliere, cross lungo di Salvo, senza grossi problemi. Tanto dagli altri cambi 3-0 del Castellammare sul Partini Caudaci, in gol anche Caronia, e dunque sigilla il ritorno alla vittoria. L'avevano detto in casa Castellammare dopo la sconfitta di San Vito, è importante il campionato, dobbiamo tornare a fare punti, lo stanno facendo. Che a 9 dalla fine è arrivato il gol di Bartolo Caronia.
Tripoli. La difende Tripoli, poi Prestigiacomo in qualche modo interviene, Adelfio va a dar fastidio, cerca di giocarla, serie di tocchi, calcio d'angolo. Quindi prova subito a farsi sentire Adelfio. Siamo messi male, occhio! Leo davanti, va bene, qua! In culo velocemente, oh! La bandierina Peppe Romano, anzi sì, Peppe Romano che è in panchina, la bandierina Pellegrini, ovviamente. Verso l'area, smanaccia Marra, poi arriva per primo Gambino. Muzzo su di lui, va giù Gambino, perde palla, Tripoli. Capo Zucchi, contrasto, fallo. Non gestita bene questa situazione. Quando ti sente che devi tornare velocemente! Allora Vincenzo Prestigiacomo col tocco per Marra, ultimi 9 minuti più recupero, che considerando la situazione del punteggio non, cioè, potrebbe non essere troppo lungo. Sferruzzà, Gambino, la ruleta per aggirare Tripoli, poi Marra, l'avanzata da parte di Provenza che tocca per Pucci, un tocco troppo lungo, alla fine la Vardera mangia il pallone al suo avversario, serve Tripoli sulla corsa, Tripoli va in fuorigioco Adelfio, Tripoli va da solo, ancora Tripoli sul fondo, riesce a girarsi, ancora Tripoli, fronteggia 3 avversari, perde palla. Vieni dietro! Calma Gigi, dai che l'abbiamo rubato! Dovrebbe toccare adesso a Longo, mentre avanza Saul Pucci. Mocciaro, palla crossata di testa Muzzo, poi Mendola riesce ad arrivare, entrata e cartellino consigliere. Esce Tripoli. Attacca profondità, attacchi profondità, buona Dio. 16 al manino, giusto? Sì. Guarda Leo, capitano! Guarda Leo! 16 giallo, non sbagliare! Ed entra Longo. Attacco giovane per la Don Carlo, anche soprattutto mancanza di alternative. Messina prova a correre e sul fondo Messina inseguito da Camiolo. Lavardera sul fondo, Ivan Lavardera quasi propone un cross velenoso. Marra con l'uscita attenta questa volta, 7 più recupero da giocare, si avvia verso la quarta vittoria consecutiva, terza consecutiva in campionato la Don Carlo, che come giustamente sottolineava Napoli dopo la vittoria di Lascari ha avuto un unico passaggio a vuoto, quello del derby perso in campionato a Marineo. Per adesso è andato via abbastanza bene. Qui Longo commette fallo, le statistiche parlano chiaro, sta maturando la terza vittoria in campionato, 3 ne sono arrivate in coppa tra le 2 di Marineo e quella di mercoledì a Lascari, in mezzo anche un pareggio proprio contro la squadra di Vigneri in coppa all'andata, quindi 6 vittorie, un pareggio e una sconfitta, niente male. 2 sconfitte, perché c'è anche quella con lo Scià, resta comunque l'ottimo score per una squadra che sta venendo fuori alla distanza. C'è tempo per lavorare, lo sa Napoli, lo sanno i suoi giocatori. Pellegrino con le mani intanto cerca Longo, trova Consigliere che non aggancia bene con la coscia, allora è fallo laterale.
Cerniglia, palla per Longo, in qualche modo la gioca. La Vardera allarga per Messina, 1 contro 1 con Camiolo. Decide di convergere e scaricare sulla Vardera, è zona tiro quella per lui, la respinta buona per Adelfio, ma è fuori gioco del 9. Presi Giacomo per consigliere Fuschi, palla per Gambino, ora Moscero che lotta con Muzzo, contatto falloso del numero 15, punizione Casteldaccia. Fuschi per via centrali da Moscero, questa volta Muzzo senza fallo. Gambino cerca lo scambio con Moscero, la meglio la Don Carlo in questa giocata difensiva. Poi Mendola, la Vardera, corre accanto a lui Messina che viene servito e avanza l'esterno destro della Don Carlo. Adelfio in fuorigioco. Mattia, prendi sta palla, Mattia! Gambino, Camiolo, palla per laterale per Puccio, ancora Camiolo che prende il centro, tocca indietro a Provenza e poi servizio per Marra che appoggia subito a Vincenzo Prestigiacomo. Nuovamente Simone Marra. Pucci, lancia verso il centro, controllo di Mosciaro, arriva prima Mendola rispetto a Sferruzza, poi Longo, controllo a seguire, cerca Longo di passare, non ci riesce, poi Mosciaro per Sferruzza, dialogano i due, tocco per Mosciaro, ingresso in area, Mosciaro, calcia male. Successo veramente poco o nulla in questo secondo tempo. Uno sguardo agli altri campi, che ha calato il poker il Castellammare con Danilo Terranova, ha segnato ronde per il 2-0 della Supergiovane con l'Oratorio Marineo, ma soprattutto ha raddoppiato il San Giorgio Piana contro il Gela, ancora maltese, 2-0. E altra sconfitta che si profila per il Gela, che proprio contro il Casteldaccia aveva iniziato non bene il campionato pareggiando al Fiorilli. Ammi Silmeri ha incassato una brutta sconfitta, soprattutto sul piano dell'atteggiamento, al di là dell'1-0 finale. Intanto cambio per la Don Carlo, come vedete entra la Paglia al posto di Lavardera. Tutti i giocatori che scenderanno in campo con una certa frequenza nel campionato juniores, di cui sono stati sorteggiati ed estratti i gironi. Si parte il 28 ottobre con i 2 gironi per la provincia di Palermo e poi, come sempre, la fase regionale tra le vincenti dei gironi delle varie province, da cui verrà fuori la squadra campione regionale siciliana, titolo che la Don Carlo Misilmeri ha conquistato nel 2023. Sotto la guida di Giampaolo Lobue, che tra l'altro è il più vicino assistente di Tommaso Napoli anche in questa stagione. Intanto 35 secondi al 90°, scopriremo il recupero tra poco.
La battuta di Muzzo, Pellegrino, Mendola va a vuoto, arriva Presti Filippo, arrivano gli altri, arriva Pellegrino che prova a riciclare il pallone, poi Fuschi fermato da Muzzo, Cerniglia pulisce il pallone in maniera splendida, 3 minuti di recupero e corre la Paglia, prima palla per lui in eccellenza, servizio sulla corsa per Messina che non la tiene in campo. Ormai alle considerazioni finali, Don Carlo che dunque cala il poker, 4 gol, 4 vittorie di fila tra campionato e Coppa Italia e soprattutto classifica che si fa più bella, perché consideriamo ad esempio che 9 sono i punti ottenuti in questo campionato dal Gela, che è la squadra costruita per fare ben altro campionato. Dall'altra parte Casteldaccia che rimane a 0 in classifica, probabilmente, anzi quasi certamente non avrebbe meritato questo passivo, però ha dimostrato ancora una volta di non saper cogliere i momenti, soprattutto con le palle gol avute da Sferruzza sullo 0-0 e da Graziano soprattutto sull'1-0, un colpo di testa dal cuore dell'area di rigore mandato fuori. Quelle che sono le slide in dorso di una partita. Intanto palla recuperata da Presti Filippo che cerca di palleggiare al limite, spazio via Costantino. Ricordo anche l'appuntamento a questo punto con Lo Calcio domani sera dalle 20:30. Parleremo anche di questa partita, ma di tutto il calcio dilettantistico siciliano. Qui intanto attenzione, è rimasto a terra Adelfio che si rialza, quindi niente di grave. Domani partire alle 20:30 con Alberto Lepiscopo, direttore generale della nazionale siciliana, a seguire con l'arrivo anche di Salvorifici in studio, ospite Gigi Prestigiacomo, direttore sportivo del Regina Mundi, che andrà a dormire da capolista del girone A di promozione, visto che sta stravincendo contro la Margheritese. Ieri il Cus ha pareggiato con l'Aspra, quindi testa solitaria della classifica per il Regina Mundi, rappresentato domani sera allo calcio dal direttore sportivo Prestigiacomo. Si parlerà ovviamente di Eccellenza A, Eccellenza B e dei 4 gironi di promozione. Tanto ultime battute di questo Don Carlo Misilmeri Casteldaccia, 15 secondi allo scadere dei 3 di recupero. Pellegrino fa scorrere il pallone oltre la linea laterale, il fallo laterale sarà per il Casteldaccia, ma il direttore di gara dai 3 fischi pone fine alla partita. Don Carlo Misilmeri, forza 4, 4 sono i gol al Casteldaccia, 4 sono le vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia per la squadra di Napoli, rimane invece a 0 la squadra di Tarantino. Allora, con la doppietta di Cerniglia, il gol di Mendola e il gol di Ricciulli, tutto nel primo tempo, si chiude sul 4-0 la partita del Giovanni Aloisio. Vi ricordo come sempre di seguire Sportisili non solo sul canale YouTube Sportisili TV, ma anche sui profili Facebook, Instagram, X e TikTok, oltre che naturalmente sul sito www.sportisili.it. A breve troverete risultati e classifiche aggiornate di Eccellenza A, Eccellenza B, promozione dalla A alla D, oltre ovviamente al campionato di Serie D. Da Francesco Cammuca un saluto dal Giovanni Aloisio di Misilmeri, ricordando il punteggio finale della gara valida per la 5ª giornata del campionato di Eccellenza Girone A: Don Carlo Misilmeri 4, Casteldaccia 0. E mentre la Don Carlo Misilmeri saluta e ringrazia i tifosi che sono giunti nel parco adiacente lo stadio Giovanni Aloisio, che ricordo essere ancora chiuso per via dei lavori di ristrutturazione delle tribune, su queste immagini vi giunge il saluto e il ringraziamento da Giovanni Aloisio di Misilmeri. Come sempre, appuntamento alla prossima.